buon pomeriggio dal Sensitivo all'Occhi. Niente, ho preso poco fa tramite Eder la notizia che Claudio Sterpin avesse una casa a poche centinaia di metri. Ho visto il video che poche centinaia di metri da dove appunto è stato ritrovato il corpo di Liliana Resinovic. Ora mi chiedo, ma gli inquirenti hanno verificato dove effettivamente abitasse Claudio Sterpin? Sicuramente lo sanno. Io ho sempre dichiarato che secondo quello che ho visto, Liliana Resinovic è stata uccisa in una casa e poi trasportata nel boschetto dove è stata ritrovata. E ho sempre anche dichiarato che secondo i miei strumenti Claudio Sterpin non ha detto la verità. Ora questo è un fatto nuovo che sicuramente sarà oggetto di indagine da parte, ma io credo che già questa indagine l'abbiano fatta. Comunque credo che appunto, spero che siano vicini ad una svolta, anche per capire come effettivamente sia morta Liliana. Io comunque confermo tutto quanto ho detto dal primo giorno ad oggi, da quando ho iniziato ad indagare esotericamente parlando sopra questo fatto, che Liliana è stata uccisa in una casa e poi trasportata dove appunto è stata ritrovata. Non vedo la responsabilità di Sebastiano e neanche del figlio, però vedo che c'è appunto Claudio Sterpin che a mio parere non ha detto tutta la verità. Continua a rimarcare tutto quello che ho detto fin dal primo giorno, continuo praticamente a dire che secondo me Claudio Sterpin non ha detto tutto quello che sa. Di nuovo amici, buon proseguimento di giornata a tutti, dal Sensitivo all'Occhi di Civitavecchia.